di un bambino di 8 anni per fargli ottenere una certificazione e avere un collega di sostegno. Lo shock dei genitori, il caso nella Riviera del Brenta, scatta la denuncia. Scontro politico a Venezia sui manifesti elettorali della Lega con lo slogan No moschea, rimossi dai bus ACTV dopo l'esposto dell'Unione Comunità Islamiche d'Italia. Padiglione della Russia, ispettori del Ministero della Cultura H. Giustiniano e il Mirino, la corrispondenza e presunte violazioni delle sanzioni, ma la Biennale replica, è tutto in regola. Passa anche per Venezia il caso Minetti. Era stato il Tribunale dei minori ad aver dichiarato efficace in Italia l'adozione del figlio nel 2024, certificato l'anno precedente in Uruguay. Secondo il Tribunale il minore era in stato di abbandono. Maxi operazione della Guardia Costiera di Venezia, oltre 2,5 tonnellate di prodotti ittici irregolari tolti dal mercato. Nel mirino un grossista della Bassa Padovana, il prodotto era destinato a ristoranti della zona. Sul lungomare di Caorle sono arrivati i viaggiatori, figure sospese di migranti contro le guerre, tra presente e speranza per il futuro, storie di migrazione e memoria. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Dunque, in primo piano una storia che arriva dalla Riviera del Brenta. Le maestre hanno falsificato i quaderni per far risultare mio figlio con problematiche mai riscontrate prima e ottenere l'insegnante di sostegno. La denuncia di un papà veneziano. Noi il 15 gennaio abbiamo ricevuto una relazione da parte dell'insegnante di italiano e matematica dove ci in qualche modo dicevano che il nostro figlio aveva delle grosse problematiche, configurandole a delle sindromi molto importanti, dove ci spiegavano che il bambino sbavava, non mangiava, non riusciva a parlare bene. A parlare è il papà di un bimbo di 8 anni che frequenta una scuola elementare in un comune della Riviera del Brenta, che quando ha ricevuto questa comunicazione dalle maestre è rimasto sconvolto. Il figlio dice non ha mai manifestato alcun problema. Ci è caduto il mondo addosso, mia moglie è andata in crisi, io non mostravo nulla, ma a volte anche, piangevo con me stesso perché vedevo comunque il bambino soffrire. A quel punto è iniziato il percorso tramite l'ULSS di competenza come previsto in questi casi. Sia con la psicologa che con la logopedista. E al primo appuntamento già la psicologa ci dice: guardate che vostro figlio, rispetto alla relazione che ci avete portato, noi non abbiamo riscontrato nulla, anzi non sappiamo neanche come lavorare, non abbiamo nulla su cui lavorare. Perché passiamo alla logopedista? Alla logopedista ci chiede: ragazzi, ci dovete portare anche i quaderni del bambino per fare una valutazione concreta. Una volta visionati i quaderni anche da parte del piccolo, però la scoperta è stata sconcertante. E abbiamo notato subito che qualcosa non quadrava. Infatti tra le nostre fotocopie che avevamo, i quaderni, erano state fatte delle grosse modifiche così da appurare la stessa valutazione fatta dalla scuola e far risonare che il bambino avesse delle grosse problematiche. E al primo appuntamento con la logopedista, ma voi esattamente, mi chiede: cosa ci fate qua? Perché guarda che mi dice il quoziente intellettivo di vostro figlio è superiore anche alla media nazionale sotto alcuni aspetti. Quindi io non mi sento di farvi continuare questo percorso. Certificazione dell'ULSS alla mano dunque, il bambino non solo è stato giudicato positivamente, ma anche con un quoziente superiore. Questa non sarebbe la prima volta che succede, denuncia il papà che si è rivolto a un avvocato. Noi ci siamo rivolti ad un avvocato che ha preso in mano tutta questa situazione. E io volevo sottolineare che durante questo percorso io mi sono prodigato nel capire come mai fosse successo questo a noi. E durante questa mia indagine ho scoperto che molte famiglie, anche precedenti all'anno scolastico di nostro figlio, hanno avuto le stesse problematiche come la nostra, ma nessuno si è mai esposto come abbiamo fatto noi. E conclude: abbiamo una classe terza elementare che ha 9 bambini, perché tutti in questi 3 anni si sono ritirati dall'istituto scolastico e hanno proprio cambiato, quindi sono andati proprio via da questo preccio, perché hanno riscontrato delle problematiche evidenti. Scontro politico a Venezia sui manifesti elettorali della Lega con lo slogan No moschea, rimossi dai bus ACTV dopo l'esposto dell'Unione Comunità Islamiche d'Italia. Ritengo che sia un'azione forte, non ce l'aspettavamo perché riteniamo che
siano nel rispetto di tutte le regole. Il no moschea è un no moschea principalmente per quanto riguarda il piano regolatore. Così Sergio Vallotto, segretario provinciale Lega Venezia, partito, costretto a rimuovere dai bus e CTV i manifesti per la campagna elettorale recanti la scritta no moschea, dopo l'esposto dell'Unione Comunità Islamiche d'Italia, ritenendo i messaggi religiosi incompatibili con le condizioni contrattuali. Convela, la società che gestisce il trasporto pubblico per il Comune di Venezia, che rimuoverà i 70 banner dei bus entro le prossime ore. Io non sono a conoscenza dell'esposto, ovvio che noi per attingere i manifesti abbiamo un regolare contratto, sono stati valutati sia dal gestore che immagino anche da Vela, CTV o chi per esso, e quindi sono stati appisi perché nulla avevano di contro qualcuno o di razziale o di qualsiasi altra cosa, ma bensì un manifesto ben chiaro sulla nostra idea sulla moschea. Dal canto suo Vela, in un comunicato, fa sapere che dopo attente valutazioni effettuate sulla base dei riferimenti contrattuali vigenti, ne ha disposto la sospensione riscontrando la presenza di contenuti di natura religiosa non compatibili con le regole che disciplinano l'utilizzo degli spazi pubblicitari sui mezzi del trasporto pubblico locale. Al committente è stata contestualmente proposta la sostituzione del messaggio con un alternativo conforme, si legge nella nota, alle condizioni contrattuali in essere. Ma la Lega non ci sta. Ha affittato 2 vele che circoleranno ininterrottamente lungo tutte le vie cittadine con gli stessi manifesti rimossi dagli autobus e non esclude nel frattempo la possibilità di adire o meno per le vie legali. Per il momento non c'è nessuna intenzione di adire nessun tipo di via legale, accettiamo la decisione di Vela o del gestore e quindi vediamo nei prossimi giorni. Elezioni amministrative, dalla moschea alla sicurezza, con la visita martedì prossimo del prefetto Gabrielli. Sentiamo il candidato sindaco Andrea Martella. I luoghi di culto sono previsti dalla nostra Costituzione, se sono pagati dai fedeli non hanno costi pubblici, possono essere fatti se c'è il rispetto delle leggi nazionali, delle normative sanitarie, delle normative urbanistiche e anche di quello che è il contesto sociale. Se dovessi essere sindaco, anzi quando diventerò sindaco mi occuperò seriamente di questa cosa con equilibrio e responsabilità, come mi pare non facciano le altre forze politiche in campo. Senza entrare nel merito dei manifesti leghisti no moschea rimossi dagli autobus, il candidato sindaco per il centro-sinistra Andrea Martella si esprime in merito alla questione che sta infuocando la campagna elettorale e aggiunge: stiamo parlando di cittadini italiani che lavorano, che pagano le tasse e quindi penso che il compito di tutti sia quello di cercare di integrare anche tramite le elezioni del Consiglio Comunale, affermare la cittadinanza, affermare i diritti. Ma ad animare la campagna elettorale c'è anche la questione sicurezza. Martella accoglierà il 5 maggio a Mestre il prefetto Franco Gabrielli per fare il punto sul tema, partendo da una passeggiata in via Piave. Ci darà sicuramente dei consigli utili per affrontare questa questione, per affrontarla seriamente in una logica di controllo del territorio, in una logica di rigenerazione della città ed in una logica di politiche sociali che possono prevenire le situazioni di disagio che poi diventano degrado e diventano insicurezza per tutti. Infine la Biennale. Il Ministero della Cultura ha inviato ispettori a Ca' Giustignan per accertamenti in relazione all'allestimento del padiglione russo. Nel mirino la corrispondenza e presunte violazioni delle sanzioni, ma la Biennale dichiara è tutto in regola. Venezia è una città aperta al confronto, alla cultura, all'incontro tra persone e popoli. La Russia va condannata sempre. All'Ucraina va data sempre il massimo della solidarietà, le scelte sono della Biennale, è evidente che non devono essere scelte propagandistiche di un regime ma scelte culturali. Bisogna verificare se sarà così. La moschea in via Giustizia non sa da fare, lo dice senza mezze parole il candidato sindaco con la lista Futuro per Venezia e Mestre, Luigi Corò. Quella moschea non sa da fare, semplicemente perché i piani urbanistici non lo prevedono.
E secondo me chi ha tirato fuori l'idea della moschea lì lo ha fatto solo per provocare. Anche il candidato sindaco Luigi Corò, che si presenta alle elezioni comunali con la lista Futuro per Venezia e Mestre, non è d'accordo con la costruzione della moschea in via Giustizia a Mestre, perché, spiega, Lì non ci può stare una moschea, ma non ci può stare neanche una sala da ballo, piuttosto che una discoteca, piuttosto che una qualsiasi altra struttura che veda migliaia di persone frequentarla. Quello è un cul-de-sac, c'è solo un ingresso per gli eventuali mezzi di soccorso, che è la via Milanese. L'altra uscita è solo ciclopedonale, quindi è impensabile che all'interno di quella fascia ristretta, tra l'altro chiusa dalla recinzione delle ferrovie in tutti i sensi, che impedisce così qualsiasi fuga, ci possa stare una struttura che accolga 6.000 persone. È folle. Parlarne è ancora più folle. Per questo Corò ribadisce, qualora non fosse chiaro, quale sia la posizione della sua lista in merito. Noi assolutamente non siamo per la moschea, credo di essere comunque l'unico sindaco che lo dichiara, per la moschea in via della Giustizia, perché la legge non la consente. Io credo che dobbiamo tutti rispettare la legge, soprattutto chi in qualche modo guida delle persone. Se noi non pretendiamo che le guide spirituali osservino la legge, come poi noi possiamo pensare che i loro adepti la seguono? Sono persone che vengono da lontano, hanno bisogno a volte per integrarsi di un tempo, non è così semplice per loro, quindi dobbiamo essere chiari e netti. La legge è una e deve valere per tutti. Passa anche per Venezia il caso Minetti. Era stato il Tribunale dei minori ad aver dichiarato efficace l'iter in Italia dell'adozione del figlio nel 2024 della coppia. Il caso Minetti approda anche a Venezia e non solo per le origini lagunari del compagno Giovanni Junior, nipote del celebre Arrigo Cipriani. La vicenda dell'adozione del bambino di origine uruguaiana passa infatti anche dal Tribunale per i minorenni del Veneto, con sede a Mestre, che il 19 luglio 2024 ha dichiarato efficace in Italia l'adozione già certificata nel febbraio 2023 dal Tribunale uruguaiano di Maldonato. E proprio da questi atti, successivamente avallati anche dal Tribunale veneziano, che emergerebbe il presunto stato di abbandono del minore sin dalla nascita, una condizione che avrebbe portato alla revoca della patria potestà ai genitori biologici, dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, aprendo così la strada al percorso adottivo internazionale riconosciuto anche in Italia, appunto, come detto, dal Tribunale dei minori di Venezia. Maxi operazione della Guardia Costiera di Venezia, oltre 2,5 tonnellate di prodotti ittici irregolari tolti dal mercato, nel mirino un grossista della Bassa Padovana. Maxi sequestro della Guardia Costiera di Venezia, oltre 2,5 tonnellate di prodotti ittici irregolari tolti dal mercato. Si è conclusa nelle scorse ore un'importante operazione coordinata dal Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Venezia, con il coinvolgimento della Capitaneria di Porto e dell'Ufficio Locale Marittimo di Porto Levante. Nel mirino dei controlli un grossista della Bassa Padovana, rifornitore di hotel e ristoranti della zona. Circa 2.500 kg di pesce sequestrati perché privi di requisiti di legge su etichettatura e tracciabilità. Per il titolare è scattata anche una sanzione di 1.500 euro. Determinante il supporto del servizio veterinario dell'UL6 Euganea, che ha verificato le condizioni igienico-sanitarie. Gran parte del prodotto era stato lavorato, sfilettato ed eviscerato, perdendo completamente ogni riferimento utile alla tracciabilità, dai lotti alle date di scadenza fino ai fornitori. Le ispezioni, condotte anche in celle frigorifere a meno 20 gradi, hanno portato alla scoperta di numerose specie, tra cui salmoni, seppie, polpi e anguille ritenute non idonee alla vendita. Tutto il pesce è stato immediatamente sequestrato e smaltito nella stessa notte, con l'impiego di più mezzi specializzati. Un'operazione di grande portata a tutela della sicurezza alimentare e dei consumatori.
La CGIL regionale esprime preoccupazione perché in Veneto cresce la popolazione anziana e sulle case di comunità non arrivano risposte rassicuranti. Le case di comunità sono una fondamentale risposta al bisogno di salute delle persone, delle cittadine e dei cittadini, risposte in termini di salute sanitaria e sociosanitaria. Dovrebbero essere realizzate entro giugno di quest'anno, i lavori sono fortemente in ritardo, noi siamo preoccupati da questo ritardo, ma soprattutto siamo preoccupati dal fatto che queste strutture, che sono un'importantissima risposta, rischiano di essere delle scatole vuote. La CGIL esprime preoccupazione perché la domanda di assistenza territoriale in Veneto, dove cresce la popolazione anziana, spesso sempre più sola, è in costante aumento, ma le risposte sulle case di comunità, dice il sindacato, non sono rassicuranti, i lavori sono al palo. Sulla base dei dati che noi abbiamo siamo particolarmente preoccupati perché a oggi le case della salute rischiano di essere in qualche maniera un qualcosa di mancato che non dà le risposte che noi ci aspettavamo. A oggi, evidenzia la CGIL, solo 3 case su 99 sono attive e dotate di tutti i servizi, mentre 60 sono addirittura in ritardo con l'esecuzione dei lavori e molte altre, pur risultando pronte sulla carta, non sono ancora dotate di personale. Siamo al solito problema. Con alcune categorie non c'è stato l'accordo necessario, penso ai medici di medicina generale per la loro presenza, così come non c'è stato il reclutamento del personale necessario per far partire questi nuovi servizi. Quindi a oggi è più una risposta di facciata o semplicemente il fatto che è stato cambiato nome a una struttura già esistente che non qualcosa di veramente nuovo che potesse da un lato fare prevenzione e dall'altro intervenire sulle cronicità come noi richiedevamo. Dopo il ritiro della lista per la municipalità di Venezia, Murano e Burano, tutta la città insieme torna a parlare delle necessità della città. Disagio abitativo, cioè casa, ai servizi pubblici essenziali che danno anche lavoro e poi al lavoro, ridiversificare l'economia come era una volta, in cui coesistevano diversi settori dell'economia e del lavoro. Una ricetta in 3 punti principali, quella per cambiare la città, arriva da tutta la città insieme, che non vuole far mancare il proprio impegno alle elezioni, anche se è solo di pochi giorni fa il ritiro della lista per la corsa alla municipalità di Venezia, Murano e Burano. Un passo indietro, quello della candidata Alessandra Trentin, deciso dopo le tensioni nel centro-sinistra sulle alleanze locali. Una scelta definita per il bene della città, ma la coalizione conferma l'impegno nella corsa a Cafarsetti e la presenza nelle municipalità di Mestre e del Lido. Casa, turismo e lavoro, i punti cardine attorno ai quali ruota il programma. Dei flussi ingestibili, incontrollabili, incontrollati, e bisogna assolutamente fare in modo che a un'offerta, alla richiesta illimitata si contrapponga un'offerta invece limitata. Abbiamo un piano casa strutturato, depositato da 1 anno e mezzo in comune, che comprende una regolamentazione per gli affitti brevi che mira a contenere la speculazione e delle misure per incentivare le locazioni a lungo termine. In caso di ballottaggio tutta la città insieme ha le idee chiare. Naturalmente no a Venturini. Con Martella occorre capire se accetterà quelle che sono delle idee fondamentali che noi abbiamo e che a cui non possiamo derogare. Mi riferisco in modo particolare al tema dell'ambiente, della laguna e quindi allo scavo dei canali, al problema relativo alle grandi navi e poi al settore, all'ambito turistico e quindi all'ambito della regolamentazione delle affittanze turistiche. Integrazione delle persone, lavoratori stranieri nel territorio della Venezia orientale, confronto tra istituzioni e imprese a San Donà di Piave. La necessità di valorizzare il capitale umano presente sul territorio anche attraverso l'integrazione, alla luce della carenza anche della manodopera che affligge ormai cronicamente la nostra manifattura. Istituzioni e imprese a confronto, presentato il modello territoriale di integrazione del Veneto orientale nell'ambito dell'evento Dai Passi alla rete promosso da Apindustria Servizi in collaborazione con Confapi Venezia. Un momento di scambio che ha riunito istituzioni, imprenditori, rappresentanti
rappresentanti del terzo settore e amministratori locali per affrontare la crescente domanda di manodopera e l'inclusione dei lavoratori stranieri. In questi giorni l'Istat ha sancito che il rapporto deficit-PIL in Italia è 3,1 e quindi questo certifica un paese che non cresce a sufficienza. Uno dei principali driver per la crescita economica di un paese, ma delle imprese in generale, è il capitale umano. Un modello territoriale sviluppato nell'ambito del progetto Passi Plus, finanziato dal Fondo Sociale Europeo tramite la Regione del Veneto. L'obiettivo condiviso è stato quello di costruire un sistema integrato capace di favorire non solo l'inserimento lavorativo, ma anche l'integrazione abitativa e sociale delle persone straniere. Abbiamo fasce di popolazione, soprattutto di stranieri, che faticano ad alfabetizzarsi, lingua e regole. Il lavoro diventa il modo di inserire e quindi il sistema produttivo che sta in un territorio vivace come questo, che ha questo tipo di problematiche, sa stare insieme, sa pensare a una progettualità condivisa. Bisogna cercare di non ghettizzare le realtà straniere che vengono in Italia, quindi non tanto una società multiculturale quanto una società integrata. Questo è il nostro obiettivo. Sul lungomare di Caorle sono arrivati i viaggiatori, figure sospese di migranti contro le guerre tra presente e speranza. Dentro la valigia molto più di un bagaglio, ci sono storie, ferite, partenze forzate, speranze, il desiderio di una vita diversa e anche il racconto di tanti migranti che lasciano guerra, povertà e instabilità per cercare un riscatto altrove, portando con sé non solo pochi oggetti essenziali, ma soprattutto la propria identità e il peso delle esperienze vissute. Sul lungomare di Caorle sono approdati i viaggiatori. Questa esposizione va nel percorso che abbiamo intrapreso qualche anno fa, che è quello della cultura. Abbiamo bisogno di bellezza, ecco. Credo che queste statue rappresentino la bellezza, veramente la bellezza, e che questa bellezza sia di ispirazione per le nuove generazioni. E da questa potente immagine che prende forma l'esposizione delle opere Hubert e Cadin dello scultore italo-francese Bruno Catalano, originario del Marocco, esposte sul lungomare Petrone di Caorle appunto fino al prossimo 30 ottobre. Figure in bronzo, prive della parte centrale del corpo e accompagnate, come detto, da una valigia, sospese tra ciò che si lascia e ciò che si cerca. Catalano è famoso per i viaggiatori e questi due viaggiatori rappresentano il viaggio della nostra vita, il viaggio dell'umanità. Viaggiatori senza confini precisi, simboli universali di integrazione Viaggiatori senza confini precisi, simboli universali di integrazione, sradicamento e rinascita. Emozioni condivise da chi di passaggio si fa catturare dalla mostra a cielo aperto e naturalmente completamente gratuita. Valigia, il colore, il vestito, speranza di un futuro, c'è il viaggio, la ricerca di un futuro che non è facile trovare oggi con le guerre che ci sono, quindi vedo in loro speranza. Questo. La valigia diventa metafora della vita stessa, custodisce ricordi, esperienze, perdite e sogni, raccontando chi siamo e il cammino che ci ha trasformati. Abbiamo bisogno di cose concrete, abbiamo bisogno di guardare il futuro con concretezza, ma abbiamo bisogno soprattutto di guardare il futuro con bellezza e veramente che questa esposizione, come il percorso che abbiamo intrapreso, sia di ispirazione alle nuove generazioni. Con questi messaggi di speranza chiudiamo la nostra edizione del telegiornale veneziano. È tutto, vi lascio alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.